Con te cammina. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con te cammina. 100 passi ci siamo da casa nostra, 100 passi. Amici della rete, eccoci qua, guardate che roba, qui c'è il popolo vero, qui c'è il popolo della rete, qui c'è il popolo della speranza. La voglia di cambiare, la voglia di giustizia. Le firme che abbiamo raccolto contro il lodo Alfano, milioni di cittadini che dicono no al governo che si fa le leggi per non farsi processare, l'abolizione dei fondi, dei finanziamenti ai partiti. Lei è la testa della piovra politica, lei controlla le nomine degli organi di controllo che dovrebbero controllare il suo operato. Non è un presidente del Consiglio, ma è uno stupratore della democrazia. Strada allora, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Noi ci dobbiamo ribellare. Il voto di domenica e lunedì sul referendum appartiene a tutti coloro che vanno a votare ed è la loro vittoria, sia che siano elettori di centrodestra sia che siano elettori di centrosinistra. È la vittoria di chi non vuole le centrali nucleari, non vuole una legge che sia disuguale a seconda se sia un povero Cristo o un potente di Stato, non vuole che l'acqua appartenga soltanto a chi la può pagare, ma che invece possono bere anche gli assetati che non hanno soldi per pagare. La storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Norme che offendono e sbriciolano il rispetto assoluto che si deve ai lavoratori, che strappano il sistema delle tutele e delle garanzie. Stanno abrogando, disintegrandolo, proprio lo Statuto dei lavoratori. Non vorremmo che venissero esodati i diritti degli italiani. Io penso che nessun cittadino, nessun lavoratore al di fuori di qui, per poter percepire un vitalizio, una pensione, di versare contributi per 40 anni, quando qui dentro sono sufficienti 5 anni che si provveda alla soppressione degli assegni vitalizi. La Camera respinge. Con i cittadini raccolgono le firme per celebrare dei referendum, ripristinare i diritti dei lavoratori attraverso il ripristino dell'articolo 18, togliere questo finanziamento pubblico ai partiti. Documentato la firma appunto di questi soldi che passano dall'Italia dei Valori direttamente alla costruzione, alla ricostruzione di una scuola. Dimmi se tu sai contare. Noi abbiamo il massimo rispetto per il capo dello Stato, ci crediamo nell'anima. Accanto a questo massimo rispetto per il nostro Presidente della Repubblica, noi siamo nati con l'ansia di sapere la verità. E a questo noi non ci arrendiamo, perché dietro quella verità che noi vogliamo sapere c'è la morte degli uomini che sono morti per lo Stato. Chi non c'ha i nostri sentimenti non ci può credere. Noi no. È il nostro padre. Mio padre!